Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Manovra di bilancio, va bene, non va bene? Ci sono sindacati che l'hanno appoggiata in qualche modo, a cui dicono più sì che no, ci sono delle cose da rivedere. La CGIL, unitamente anche alla UIL, ha preso una posizione molto decisa, ha analizzato pezzo dopo pezzo, la decomposta, smembrata, eccetera, e ha tratto delle conseguenze che sono delle, diciamo così, delle valutazioni che sono da prendere in considerazione e da farvi conoscere. Perché? Perché sono a tutela dei lavoratori, sono a tutela anche dei pensionati. E allora in questo spazio abbiamo presente sia chi rappresenta i pensionati, e quindi ben arrivato Ugo Aggiollo, segretario SPCGIL del Veneto, che ci spiegherà in che cosa si sentono toccati da vicino sul vivo i pensionati da questa manovra, e poi Giacomo Vendrame, ben ritrovato, segretario organizzativo CGIL del Veneto. Buongiorno a tutti. E quindi ben arrivato tutti i lavoratori, quali sono le dinamiche. C'è tantissimo in realtà da dire, perché abbiamo anche tanti schemi di supporto per semplificare il più possibile. Il vostro ruolo sarà quello di semplificare. E allora, ci spieghi un attimo cosa non va? Partiamo da quello che è lo strumento per fare in modo di sentire la nostra voce, che è lo sciopero generale indetto appunto da CGIL e UIL il 29 di novembre per tutta la giornata di lavoro, quindi 8 ore. Qua. Ecco, perfetto. E chiaramente noi la facciamo per cambiare la manovra di bilancio, che pensiamo sbagliata rispetto alle esigenze e ai bisogni delle persone in carne ed ossa, e tra l'altro non rilancia nemmeno il Paese rispetto a un declino che ultimamente vediamo abbastanza evidente, purtroppo anche nel nostro Veneto da questo punto di vista. C'è la necessità di dare una risposta, di far prevalere le nostre proposte per il mondo del lavoro e per il mondo dei pensionati. Troviamo invece da questo punto di vista una chiusura totale da parte del governo, perché anche la modalità con cui si è arrivati a questa manovra di bilancio dà un segno di carattere politico. Noi siamo arrivati a un incontro con il governo come CGIL, come sindacati, assieme a tanti sindacati, con una manovra fondamentalmente già blindata, già concordata a tutti i livelli, con quindi spazi di modifica davvero pochissimi su ogni fronte. L'incontro che è stato fatto pochi giorni fa chiaramente non è andato bene, perché ha confermato un impianto che non dà risposte a quelli che noi consideriamo i bisogni delle persone che rappresentiamo, ed è il motivo per lo sciopero generale. Gli argomenti, come si diceva prima, sono davvero molti, sì. Possiamo incominciare ad accennarne alcuni. Forse uno dei principali, io ne cito due: salari e sanità. Il tema del salario, c'è un tema enorme di salari che non hanno recuperato il potere d'acquisto per effetto dell'inflazione elevatissima, e un governo è anche datore di lavoro, perché se tu proponi ai lavoratori del pubblico un rinnovo del contratto che sta ampiamente sotto il recupero dell'inflazione, stai obbligando a quella massa di lavoratori ad avere una diminuzione del loro potere d'acquisto, e se tu governo dai questo indirizzo, automaticamente questo indirizzo è un indirizzo politico che possono assumere anche le controparti private, e quindi andiamo a una riduzione programmata del potere d'acquisto dei lavoratori. Ecco, qua vediamo un po' lo schema che avete preparato, no? Perdita del potere d'acquisto dei lavoratori pensionati causata dall'inflazione da profitti. Cosa vuol dire? Perché l'inflazione, e non lo dice la CGIL, ma lo dicono autorevoli autorità in merito economiche, nel nostro Paese non è stata generata dall'aumento dei salari, è stata generata dall'aumento dei profitti. Cioè noi abbiamo un aumento dei costi delle persone rispetto al carrello della spesa, perché le aziende hanno aumentato i prezzi, e quei prezzi aumentati si sono trasformati in guadagno puro per l'azienda, profitto da cui ne trarre beneficio l'azienda, punto e basta, perché non si è trasferito quel profitto sugli stipendi dei lavoratori. Questo però allora le tocca la responsabilità degli imprenditori. Assolutamente, tocca la responsabilità degli imprenditori privati, che su questo non danno risposta, ma anche di un indirizzo di carattere politico del governo, perché il governo non è una parte come dialoga con noi, o non dialoga con noi, interagisce con le parti datoriali, e dovrebbe dire, rispetto anche a un sistema economico che senza stipendi non va avanti, perché c'è da dire questo, perché un sistema che ha salari fragili è un sistema economico fragile, per definizione, dovrebbe intervenire per dare indirizzi chiari
da questo punto di vista. Allora, e questo è un tema. L'altro tema che volevo citare è quello della salute e della sanità, perché adesso permettetemi, le scene della calcolatrice da Bruno Vespa, della nostra Presidente del Consiglio, non distraggo da un fatto vero e scritto sulla pietra, che la spesa per la sanità del nostro Paese rispetto al prodotto interno lordo, che è il principale indicatore che non solo l'Europa ma che tutti usano per capire quanto si investe nel settore del welfare, in particolare in sanità, è tra i più bassi in Europa e in riduzione nel nostro Paese. Ovvero, rispetto a una popolazione che continua a essere più anziana e continua a avere sempre più bisogno di un intervento sociale e sanitario, si riducono le risposte a queste persone in maniera programmata. Ha toccato gli anziani, do a lei la parola, così si aggancia quali sono le problematiche che ravvisate. Poi torniamo sempre sui temi generali, naturalmente. Sì, il primo tema è esattamente quello che citava adesso Giacomo. C'è stato un rimpallo che è stato davvero poco edificante su queste questioni. Le mancanze dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo sanitario e sociosanitario sono evidenti a tutti. Abbiamo una spesa per questi settori che sta sempre più nei fatti diminuendo, mentre sta sempre più aumentando quanto pagano i cittadini per poter usufruire del sistema sanitario. Alcune analisi di questi giorni ci dicono che oggi i cittadini pagano già 46 miliardi all'anno per riuscire a entrare nel sistema sanitario pubblico o privato in tante occasioni, e dall'altro abbiamo già quasi 5 milioni di italiani che hanno deciso di non curarsi, non sono in grado di curarsi perché le liste d'attesa, la possibilità di entrare sono enormi e contemporaneamente non ci sono neanche le risorse, non hanno neanche le risorse materiali per poterlo fare. Da tempo diciamo che in tanti casi pensioni ma anche salari rischiano di non far arrivare le famiglie a fine mese, e in questi casi è evidente che le cure vengono messe da parte. Facendo un'operazione che in qualche maniera è anche in contrasto con la stessa Costituzione, nel senso che la Costituzione dice che su alcuni temi fondamentali dovrebbe essere assolutamente garantita la possibilità, il diritto per i cittadini di poterne usufruire. Con questa manovra di bilancio in realtà noi andremo sotto il 6% di spesa per quanto riguarda il PIL. Nel 2027 saremo al 5,90%. Siamo uno dei paesi europei, il paese europeo che investe meno su queste questioni, sapendo che contemporaneamente siamo il paese europeo che ha anziani che per fortuna sono sempre di più, vivono sempre di più, ma questo vuol dire che hanno anche sempre di più esigenze rispetto a queste questioni. Poi relativamente alla pensione, che abbiamo anche una slide dove parla che la rivendicazione che voi fate sia l'impresa che il governo è la piena rivalutazione delle pensioni e la riforma delle pensioni che superi la legge Montifornero, questo chiedete? Certo. Quello che diceva prima Giacomo per i salari vale anche per le pensioni, in particolare sul 2022 e sul 2023, ma vale anche sul 2024, c'è stata una situazione inflattiva estremamente pesante. Le scelte fatte nella precedente legge di bilancio e continuate in questa legge di bilancio dal governo Meloni hanno sostanzialmente fatto sì che non ci sia il recupero del cosiddetto potere d'acquisto delle pensioni e dei salari dall'altro lato. Quindi accanto a pensioni che nominalmente crescono, in realtà ci sono state perdite di potere effettivo intorno al 10%.
E questa è una questione che per noi è inaccettabile, quindi non basta semplicemente, a fronte del fatto che sul 2025 si dice l'inflazione sarà bassa, arrivare ad una perequazione per quell'anno. C'è da recuperare quello che è successo in questi anni. Completo un secondo con un dato. Giacomo diceva prima giustamente che l'inflazione è data dai profitti. Ci sono analisi che dicono che in questi anni è diminuita la spesa per salari nel sistema produttivo italiano di 12 punti, quindi del 12%, ed è aumentato la spesa, diciamo, per profitti del 14%. Quindi vuol dire che c'è stato un grande spostamento di risorse da lavoratori e pensionati verso altre categorie che non è stato compensato né dai rinnovi contrattuali né dalle leggi di bilancio. Qui ci allacciamo un po' al discorso, sentiamo un messaggio da parte del telespettatore: in Italia ci sono 5,7 milioni di poveri assoluti e i salari tra i più bassi d'Europa, ma dove vogliamo andare? Avanti con le manifestazioni. Non posso che condividere, perché uno dei problemi è proprio questo: la soglia della povertà relativa e anche assoluta nel nostro paese sta aumentando e contemporaneamente stanno aumentando le disuguaglianze, per cui è chiaro che se qualcuno mi dice ma nel nostro paese c'è qualcuno che sta bene, infatti c'è qualcuno che sta bene e probabilmente sono quelli legati a quei profitti che citavamo precedentemente, ma la stragrande maggioranza della popolazione e in particolare i pensionati, i lavoratori dipendenti, le pensionate e le lavoratrici dipendenti, è troppi anni che vedono peggiorare la loro condizione economica e tra l'altro anche non vedere risposte sotto il profilo dei bisogni. Considerate che anche la manovra del cuneo fiscale, di cui questo governo si riempie la bocca con il passaggio da decontribuzione a fiscalizzazione, è una questione molto tecnica, però in realtà mi convince molto l'immagine che ha usato il nostro segretario generale Landini: se tu regali 3-4 anni fa a una persona un paio di scarpe nuove, non è che poi sei bravo se dopo 2 o 3 anni non gliele togli, gliele regali 2 o 3, perché la decontribuzione è già stata fatta, ogni anno è vero che viene confermata, però non ci guadagni qualcosa, te l'hanno data in ve. Adesso con la defiscalizzazione in realtà i redditi, soprattutto i redditi più bassi, ci perdono. Noi abbiamo uno studio fatto da parte della CGIL che, per dire, rispetto alla situazione precedente, una retribuzione lorda di 16.000 euro ci perde ben 1.300 euro rispetto alla situazione precedente, quindi le loro buste paga saranno più leggere, avranno meno soldi e ad esempio un reddito invece di 34.000 euro avrà una perdita annuale sul netto di 135 euro, che è molto meno, ma comunque è una perdita. Quindi anche la questione del cuneo fiscale, che appunto era il vecchio cuneo contributivo, in realtà è una misura che stai togliendo soldi alle persone, non aggiungendo, e questa è la dimostrazione come questa manovra sia sbagliata sotto quel profilo, così come su tanti altri profili. Ok, allora quindi questo appunto poi andrebbe spiegato anche bene nel dettaglio, perché ovviamente si recepisce quello vostro studio, però non certo, non c'è è anche molto complesso, perché molto complesso, subentra infatti la questione contributiva, la questione esatto. fiscale, i monti contributivi, cioè è una questione molto tecnica, però il risultato è quello e i lavoratori e i pensionati lo vedono, cioè la busta paga a un certo punto arriverà e non sarà più come la volta precedente, ma avrà un segno meno, e questo lo sentono ed è uno dei motivi per cui le persone sciopereranno con noi. Ecco, allora andiamo subito in pubblicità. La manifestazione, quindi la manifestazione per quanto riguarda i pensionati, sciopero per quanto riguarda i lavoratori, lo ricordiamo, il 29 novembre, dove? Saranno manifestazioni provinciali e quindi in ogni singola provincia, con l'unico accorpamento delle province di Treviso e Belluno. Perfetto, andiamo in pubblicità qualche secondo, voi mandate i WhatsApp, i vostri messaggi per fare delle osservazioni o delle domande, ci vediamo tra poco.